USL Vicentine fanalino di coda in Veneto. È l'allarme lanciato dal Partito Democratico Berico in vista del varo delle schede ospedaliere da parte della Regione Veneto. Con 2,9 posti letto ogni 1000 abitanti, spiega il Partito Democratico, il Vicentino è la terra più penalizzata e non andrebbe meglio nel rapporto tra apicalità, intesi primari, e numero di posti letto. Situazione che non è accettabile, quindi chiederemo in commissione che anche i vicentini siano trattati come gli altri veneti. La presenza di un primario, di un medico che è responsabile, è un elemento di sicurezza, è un elemento di attrattività anche per gli altri medici, è un elemento anche di prospettiva per un ospedale. Il rischio è di spingere su una sanità privata, di non dare al personale, quindi medico, infermieristico, le risorse necessarie per poter lavorare in serenità. Nei giorni scorsi le audizioni dei sindaci delle USL avevano messo in luce le criticità come il venir meno a Valdagno del primariato di chirurgia e i posti letto dei reparti di ginecologia e terapia intensiva, mentre ad Arzignano e Montecchio sarebbero a rischio scomparse i primariati di pediatria, radiologia, oncologia ed anestesia. Primariati, posti letto. Per il Presidente della Regione Veneto la visione impostata è verso il futuro. Noi stiamo cercando sempre di adeguare la sanità a quello che è il futuro. Pensi che se avessimo impostato la sanità 10, 20, 30 anni fa sui posti letto avremmo sbagliato la programmazione. Stiamo realizzando ospedali con posti letto ad alta specializzazione, allora è inutile che tu conti i posti letto, vai a vedere che qualità di posti letto sono, perché un letto ad alta specializzazione non è un letto normale e in quel letto ci vanno i pazienti veramente problematici.